5. julij, ko je zaradi poškodbe odhajal z igrišča med dvobojem s Koprom za superpokal, Vele Ndiaye ni skrival razočaranja. Spomnil se je namreč, da je predčasno končal tudi zadnji uradni nastop pred tem prvenstveno tekmo konec aprila. Še zdaleč ni pričakoval, da ga bo ta datum zaznamoval do te mere, da bo tudi sredi novembra to dan zadnje tekme, ki je odigral v letošnjem letu. Po poškodbi prav ob koncu pripravljalnega obdobja so se zanj v bistvu končali nastopi v tem letu. Neugodna in trdovratna poškodba stegenske mišice je povzročila dolgotrajno odsotnost. Številni navijači so ga pogrešali, v tem času je najbolj trpel prav on. Si sai solo calcio, hai fatto solo calcio nella tua vita dopo scuola, quindi se ti manca anche un giorno che non hai fatto allenamento ti manca molto. Ma come tutti i calciatori, perché è un po' difficile, si vede i compagni vadano sempre a giocare, tu non puoi giocare, neanche non puoi fare allenamento. Da bi bila nesreča še večja, je poškodba nastopila ravno v času, ko se je vijolična šestica dokončno uveljavila. Ustalila v prvi postavi, prispevala najboljše partije od prestopa v Maribor. Capisco, fa parte dal calcio, ma come li vedo io, per tornare la mia condizione fisica per giocare bene come li facevo, basta solo lavoro. A me non mi piace di perdere, a me io solo calcio, vivo solo calcio, non ha niente che il calcio. Lavoro ogni tanto, lavoro ogni giorno per vincere. Najtežje je bilo dogajanje spremljati strani, gledati treninge, tekme, gledati, da gre soigralcem zdaj bolje, zdaj slabše, zdaj spet odlično. Delati samostojne vaje, osamljene kroge okoli igrišča. Točno določiti datuma povratka v tekmovalni ritem še ne gre. Senegalec opravlja že veliko vaj, nekaj tudi že z ekipo, s katero pa ne vadi z žogo. Najbolj neučakan je prav on sam. Ma sto lavorando, adesso lavoro con Marco Borco per trovare condizione fisico per cominciare a allenarmi bene. Sì, posso fare perché ho cominciato a correre questa settimana, però mi sento bene e sono contento adesso. Ho cominciato a correre bene, non è così bene, ma sono contento, molto bene. Kruno Jurčić je imel zanj spodbudne besede, dejstvo pa je, da ga še ni videl na delu, na igrišču. Ena ovira sicer odpade, tako trener kot tudi Senegalec odlično govorita italijansko. Sì, lui parla bene italiano, può essere più di me, parla bene italiano, anche come li vedo parlo sul serio, una buona persona. Dal primo giorno che è arrivato cerca di parlare, il calciatore cerca di parlare con tutti, cerca di fare lavorare i calciatori. È normale perché lui non mi conosce. È arrivato il primo giorno, mi ha chiesto come stai, ho detto bene, come ti trovi, gli dico sto curando bene. Basta, allenatore è un allenatore che lui mette sempre i calciatori che sono in forma, che gli danno risultato. Ma per tornare nella squadra io devo fare questo. Io devo lavorare, fare bene allenamento. Quando mi mette in campo faccio il mio lavoro, solo questo. Zanimivost povezana z Ndiajem je tudi ta, da je zadnja prvenstvena tekma, na kateri je igral, bil prav derbi, spomladanski dvoboj v Ljudskem vrtu z Olimpijo, ki se je končal z zmago 4:1, a se je zanj končal predčasno. Zdaj je znova na vrsti večni derbi, tokrat sicer na Stožicah, kjer pa je Vele Ndiaye že bil v glavni vlogi. Ma sì, noi possiamo vincere, in derby non si gioca, si vince. Non si gioca, si vince. Loro sono 11, noi siamo 11. Loro hanno allenatore, noi abbiamo allenatore. Dobbiamo mettere tutto in campo, no? È una battaglia. Vinciamo la battaglia.